Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Secondo esponenti del Movimento 5 Stelle, le basi di Sigonella e il MUOS di Niscemi sarebbero coinvolte nelle operazioni USA contro l'Iran. Chiesto al ministro Guido Crosetto di chiarire il ruolo dell'Italia mentre aumentano i controlli sugli obiettivi sensibili. E intanto la guerra ha già fatto schizzare in su il prezzo di petrolio e gas, aumentato di 4 centesimi il costo dei carburanti. Allarme dalle associazioni dei consumatori per i prevedibili rincari anche di bollette e trasporti. Da Abu Dhabi al Qatar tantissimi siciliani intrappolati in zona di guerra, barricati in casa o in albergo, passano la notte svegli per i boati dei caccia. Appena atterrati da poco a Milano Malpensa, i primi italiani dall'Oman e i 200 studenti da Dubai. Al TG Sicilia i testimoni dei bombardamenti nel Golfo. Con la morte in carcere al 41 bis del capo mafia catanese Nitto Santapaola, che scontava diversi ergastoli, se ne va uno degli ultimi spietati alleati dei corleonesi stragisti, condannato anche per il delitto Fava, Capaci e Via D'Amelio. Allo Zen 2 di Palermo alcuni operatori della RAP sono stati minacciati mentre rimuovevano il legno delle vampe di San Giuseppe. Nella notte incendio doloso distrugge tir e auto. Niscemi, la settimana prossima i primi ristori della regione per le imprese colpite. Dall'indagine della Procura di Gela la conferma di ritardi e responsabilità, mai partiti i 10 milioni di euro stanziati per prevenire una nuova frana dopo quella del 97. A Tremestieri Etneo si riaccendono i riflettori sull'istituto Madre Teresa di Calcutta realizzato in prossimità di una faglia. Cresce la preoccupazione dei genitori, abbiamo paura, le fessure si allargano e il terreno tende a sprofondare. Calcio, il Catania in Campania prepara il big match con il Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta. C'è lì disponibile anche Di Tacchio, pronto per la partita. Lunetta si candida per il ruolo di attaccante, mentre in città si lavora per Torre del Grifo. Bentrovati. La base di Sigonella e la stazione MUOS di Niscemi sarebbero già coinvolti nella guerra contro l'Iran. Sono i parlamentari nazionali ed europei del Movimento 5 Stelle che lo dicono e che chiedono chiarimenti al ministro della Difesa Guido Crosetto. Intanto tra i catanesi cresce l'incertezza. Luca Ciliberti. Dalla base americana non trapela nulla, pochi giorni fa solo un avviso destinato ai Marines americani e alle loro famiglie di prestare attenzione. Ma secondo alcune indiscrezioni rese note oggi dai parlamentari 5 Stelle di Camera e Senato, la base di Sigonella e la stazione MUOS di Niscemi sono già coinvolti nella guerra contro l'Iran. Nell'aeroporto militare, nella Sicilia orientale in uso agli US Navy, si registra un intenso traffico di aerei cargo militari americani e uno è in arrivo anche dalla base americana a Creta, hub logistico per le operazioni in Medio Oriente. Non solo Sigonella, perché la Sicilia è tra gli obiettivi sensibili, ha anche il centro di comunicazione satellitare MUOS, uno dei 4 nodi terrestri globali che garantisce il collegamento tra tutti gli aerei, droni, navi e sottomarini americani. Sigonella è a 2 passi. Se non lo sa il ministro della difesa che è andato lì a farsi la vacanza mentre stavano bombardando, che lo deve sapere. È un po' di timore, un po' di disagio, più che altro perché appunto non si sa esattamente che conseguenze e che cosa ci possiamo aspettare esattamente. Adesso i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni esteri e difesa di Senato e Camera e l'eurodeputato pentastellato Giuseppe Antoci chiedono che il ministro della difesa Guido Crosetto chiarisca queste circostanze e spieghi agli italiani qual è il reale grado di coinvolgimento delle basi delle strutture militari sul territorio italiano e in particolar modo sul territorio siciliano. Noi vogliamo sapere dal ministro Crosetto qual è il livello di coinvolgimento della base di Sigonella e del MUOS e soprattutto chiediamo di sapere se arriverà una richiesta da parte degli Stati Uniti, quale sarà la risposta del governo italiano. In tutto il paese sono già stati rafforzati immediatamente i dispositivi di vigilanza su molti degli oltre 28.000 obiettivi sensibili nelle città italiane, tra queste ambasciate, consolati, luoghi di culto riconducibili in particolare ai paesi coinvolti. Intanto la guerra in Iran e le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo di petrolio e gas. Aumenta di 4 centesimi il costo dei carburanti, ennesima batosta per le famiglie. Tonino De Mana. Credo sia sotto gli occhi
di chiunque, ci si può guardare intorno, è tutto aumentato. Con una precisione chirurgica gli effetti di ogni guerra si fanno sentire nelle tasche e nei portafogli degli italiani. Ha impiegato poco tempo il mercato a perdere equilibrio, così l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la conseguente risposta ha portato ad una raffica di aumenti di petrolio e gas, più 4 centesimi al litro per benzina verde e gasolio, con la sensazione, anzi la certezza, che i rincari proseguiranno nei prossimi giorni. Le borse hanno reagito malissimo a questo blocco della chiusura dello stretto di Hormuz, tant'è vero che il petrolio ha avuto un balzo del 16% e il gas oltre il 40%. Questo ha comportato subito un aumento medio di circa 4 centesimi al litro sia per la benzina che per il gasolio. Un consiglio che mi sento di dare agli automobilisti è quello di fare, ognuno ovviamente nei limiti delle proprie possibilità, il pieno alle autovetture proprio per ammortizzare il danno. Dallo stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale, l'effetto domino è servito. Incute una grossa preoccupazione. Già le tasche degli italiani, della stragrande maggioranza degli italiani, sono in sofferenza. Sarà un bel salasso perché adesso aumenteranno tutto aumenterà praticamente. Aumenta il gas, per fortuna l'inverno è quasi alle spalle. Sì, questo è vero, grazie a Dio non abbiamo bisogno di troppo gas se non per cucinare. Insorgono le associazioni dei consumatori che a cascata prevedono aumenti anche di bollette, trasporti e prodotti finiti. Insomma, sugli italiani incombe il rischio dell'ennesima stangata. E sono tantissimi i siciliani che si sono ritrovati loro malgrado in zona di guerra. Atterrato nel pomeriggio a Malpensa il volo da Abu Dhabi con i 200 studenti che erano bloccati a Dubai, migliaia i residenti che scelgono di spostarsi in paesi più sicuri. Le testimonianze raccolte da Luca Ciriberti. Sono iniziati i primi rientri di gruppi italiani bloccati in Medio Oriente. Oggi con un volo speciale da Abu Dhabi sono atterrati a Milano circa 200 studenti, tra questi molti minorenni e molti siciliani che partecipavano ad una simulazione nell'ambito del progetto di politiche internazionali. Grazie infinito al governo italiano, alla task force del Golfo e alle autorità consolari e diplomatiche per averci assistito e per averci permesso una partenza quanto più immediata possibile. Speriamo insomma di arrivare presto. Ma resta alta l'attenzione per i tantissimi connazionali che vivono o risiedono in quell'area. Attualmente sono 70.000 tra presenze stabili e temporanee, 30.000 solo a Dubai e ad Abu Dhabi. Tra questi c'è chi ha scelto per opportunità di spostarsi qualche giorno in un altro paese. Eravamo proprio lì di sera e vedevamo appunto che c'era la contraerea, appunto l'antimissilistica, che riusciva a intercettare questi droni e i missili che erano su Dubai, appunto, che erano in aria. Riusciva a bloccarli, però ovviamente si sentivano troppi botti, i bambini hanno avuto paura perché ovviamente piangevano anche di notte, poi si sentivano questi botti. L'antimissilistica incredibilmente ha bloccato circa ad oggi 600 tra droni e missili, quindi Dubai comunque si è comportata egregiamente, città veramente ancora più sicura. Zapparrata, originario di Gran Michele ma residente da anni a Dubai, ha caricato il fuoristrada e con la famiglia ha scelto di trasferirsi in un resort ritenuto sicuro in Oman. Ho parlato con l'ambasciatore, ho parlato qui con il consolato. L'Oman in questo momento è sicuro, siamo tranquilli. Ora sto cercando di far rimpatriare tantissimi amici miei che sono qui, che comunque non se la sentono e vogliono tornare, quindi sono qua con loro in aeroporto. Io rimarrò in Oman, la mia famiglia rimarrà lì a mare nel resort e niente, aspettiamo questa situazione. Io torno a Dubai, penso domani o dopodomani, perché comunque ho delle cose in corso, business, attività, e devo rientrare per forza. Attenzione per gli sviluppi della situazione internazionale dunque, ma nessuna fuga o rientro anticipato in Italia. Mafia, con la morte in carcere a Opera a Milano al 41 bis del capo mafia catanese Nitto Santapaola, condannato a diversi ergastoli, se ne va uno degli ultimi spietati alleati dei corleonesi stragisti, condannato anche per il delitto di Fava, ma anche per Capaci e le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Disposta l'autopsia. Orazio Longo. Era malato da tempo, ma le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Benedetto Nitto Santapaola è morto ieri a 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, dove era stato ricoverato di recente. Disposta l'autopsia. Santapaola era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, dove stava scontando l'ergastolo. Storico capo dei capi della mafia catanese, la sua cattura era avvenuta il 18 maggio del 93 in un casolare del Calatino, dopo 11 anni di latitanza. Soprannominato
considerato il cacciatore per la sua passione o il licantropo, Santapaola era considerato uno tra i più potenti boss di Cosa Nostra con forti legami con l'imprenditoria, tanto che negli anni 70 inaugura concessionarie di auto alla presenza di questore, prefetto, arcivescovo e amministratori pubblici. Nato a Catania nel 1938, coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, è stato il leader indiscusso del clan Santapaola Ercolano, consolidando il suo potere grazie ad alleanze strategiche con i vertici dell'organizzazione mafiosa siciliana fino ai corleonesi di Totò Riina, che ufficialmente sostenne nella strategia degli attentati, rifiutandosi però di commettere omicidi eccellenti a Catania per evitare l'interesse dello Stato nella sua area di influenza ed espandendo il suo potere nel controllo degli appalti pubblici, delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti. Fu condannato tra i mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e di una serie di omicidi, tra cui quello del poliziotto Giovanni Lizio e del giornalista Giuseppe Fava. La sua cosca fu protagonista di sanguinose faide, è stato accusato di avere continuato a gestire il clan anche da detenuto e per questo gli è stata più volte rigettata la richiesta dei domiciliari. Vampe pronte a incendiare Palermo, operai aggrediti allo Zen durante la rimozione delle cataste di legno. Un rogo probabilmente doloso invece incendia 6 mezzi in un parcheggio. Il titolare un anno fa aveva denunciato i suoi estortori. Marco Gullà. Andatevene perché vi massacriamo di botte, è la minaccia che è stata fatta ai danni di una ditta esterna incaricata dalla RAP per le operazioni di rimozione di cataste di legno nel quartiere Zen 2 a Palermo. Il materiale, verosimilmente destinato alle cosiddette vampe di San Giuseppe, era stato individuato e avviato alla rimozione. Tuttavia, il 27 febbraio gli operatori della ditta incaricata della bonifica sono stati minacciati e aggrediti verbalmente. Questa mattina il presidente della RAP, Giuseppe Todaro, e l'assessore comunale all'ambiente Pietro Alongi si sono recati negli uffici della sezione investigativa della Digos della questura di Palermo per denunciare l'episodio. Non solo Zen, nella notte un incendio probabilmente doloso ha danneggiato 4 tir e 2 autovetture che erano all'interno di un parcheggio. L'attività è di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un'officina e che lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di pizzo e un'aggressione. A microfoni spenti una donna ci dice: abbiamo sentito un forte boato che ci ha svegliati. Il fumo ha poi invaso tutta la zona. Niscemi, la settimana prossima i primi ristori della regione per le imprese colpite. Dall'indagine del pool Frana della Procura di Gela la conferma di ritardi e responsabilità mai partiti, i 10 milioni di euro stanziati per prevenire un'altra possibile frana dopo quella del 97, come ci racconta Gerri Italia. È un'indagine che scava nel passato per capire le responsabilità del presente, quella avviata dalla Procura di Gela sulla frana di Niscemi. I magistrati del pool Frana, coordinati dal procuratore capo Salvatore Vella, stanno passando al setaccio documentazione tecnica e atti amministrativi per ricostruire perché non siano mai stati realizzati gli interventi di consolidamento e di sistemazione idraulica del torrente Benefizio, fondamentali per la sicurezza dell'area. Sotto la lente finiscono anche i progetti legati alla frattura del territorio a valle dell'ex depuratore, già colpito da una grave frana nel 1997. Per quei lavori erano stati stanziati oltre 10 milioni di euro, ma gli interventi non sono mai partiti. Un finanziamento rimasto bloccato per anni in un complesso iter burocratico negli uffici regionali, che solo lo scorso anno ha portato alla nomina del responsabile unico del procedimento. Da 2 settimane i PM hanno avviato le audizioni delle persone informate sui fatti, affiancati da 3 consulenti tecnici. L'obiettivo è accertare eventuali responsabilità e capire se i ritardi abbiano contribuito al disastro. Intanto, sul fronte degli aiuti, dalla prossima settimana partiranno i primi pagamenti dei contributi regionali alle imprese danneggiate dalla frana e dal ciclone Harry. Sono circa 1200 le domande presentate, 60 solo da Niscemi. I ristori fino a un massimo di 20.000 euro per azienda saranno erogati direttamente ai beneficiari. La regione promette rapidità e nessuna esclusione, ma mentre arrivano i primi fondi resta aperta la questione centrale: perché risorse già disponibili non sono mai state trasformate in opere di prevenzione? Una domanda a cui ora prova a rispondere l'inchiesta. Abbiamo paura, le fessure si allargano e il terreno tende a sprofondare. A Tremestieri e Tenneo nel Catanese si riaccendono i riflettori sull'istituto Madre Teresa di Calcutta, in prossimità di una faglia. Cresce la preoccupazione dei genitori degli piccoli alunni. Tonio De Mana. La fessurazione è passata da
2,5 cm, adesso a quasi 4 cm. Fessure sul terreno che si allargano a vista d'occhio, il muretto perimetrale della scuola e la relativa inferriata che mostrano segni evidenti di spostamenti, una porzione del parcheggio che tende a sprofondare, quanto basta per far riaccendere i riflettori sull'istituto comprensivo Madre Teresa di Calcutta, conosciuto a Tremestieri e Tenneo come la scuola della faglia vulcanica. Le scosse di terremoto del novembre scorso hanno lasciato il segno e nonostante le rassicurazioni degli enti preposti, i primis commissari prefettizi insediati al comune di Tremestieri, i genitori e i rappresentanti del comitato spontaneo Centro Ravanusa chiedono garanzie in nome e per conto della sicurezza. Purtroppo abbiamo verificato ora insieme a voi che effettivamente hanno lasciato tutto com'è, anzi abbiamo notato che si è allargato un pochino la fessura, quindi come pensavamo noi. Mi era stato promesso effettivamente dall'ufficio tecnico e a tutti quanti quando ci siamo visti che avrebbero quantomeno chiuso quello per evitare le ulteriori infiltrazioni. Mandare i bambini a scuola, insomma, almeno per noi genitori è una grande preoccupazione, perché non sappiamo se ci dovesse essere un'altra scossa, e quella che c'è stata è stata lieve, che cosa. Piazzale off limits alle auto e transenne per delimitare il parcheggio. E mentre raccogliamo lo sfogo dei genitori, oltre il muretto si fa lezione regolarmente, si va e si viene con un occhio al terreno ed un altro ai bambini. Palermo tornano in piazza i lavoratori ex Almaviva del call center all'epoca del Covid. Da 8 mesi sono disoccupati dopo anni di cassa integrazione. Il progetto di un nuovo centralino sanitario che doveva impiegarli non parte ancora. Malluiola. Non parte il servizio 116-117, il call center per i servizi sanitari non in emergenza-urgenza, e i lavoratori ex Almaviva utilizzati durante il periodo Covid per il call center vaccinali restano a casa. Per questo CGIL, CISL, UIL e UGL di categoria hanno deciso di scendere in piazza, dando vita ad un sit-in sotto la presidenza della regione siciliana in piazza Indipendenza. Per loro non è più attiva neanche la cassa integrazione. Percepiamo la disoccupazione, oltretutto la maggior parte di noi con prospetti sbagliati, quindi i nostri colleghi vanno avanti con 200-300 euro al mese. Siamo già disoccupati dal 1° agosto, abbiamo necessità di avere chiarezza, di avere concretezza, di avere dati certi. Il progetto che prevede di reimpiegare questi lavoratori è atteso ormai da poco meno di un anno e i lavoratori vogliono sollecitare le pratiche fra Regione e Ministero della Salute e dell'Economia. È da 8 mesi che questi lavoratori, dopo lunghissimi anni di cassa integrazione, si ritrovano ad attendere la partenza di questo progetto 116-117 che sembrava dovesse partire, dovesse essere messo a terra, ma non si capisce per quale motivo ancora c'è una perdita di tempo. Siamo in attesa di una delibera o di un decreto che autorizza la spesa di 20 milioni di euro e appunto ce l'avevano promesso circa 2 settimane fa, ma ancora non abbiamo visto nulla. L'ostacolo sembra sia soltanto burocratico, ma intanto la disoccupazione per questi lavoratori si avvia verso la fine e con essa gli stessi lavoratori temono di perdere anche il reddito minimo sul quale attualmente riescono a stento a contare. Hack Your Talent a Ragusa, 130 talentuosi studenti delle scuole superiori si sono sfidati in una 3 giorni di idee e visione per il futuro. Sul podio sostenibilità, inclusione e valorizzazione del territorio, come ci racconta Veronica Barbarino. Creatività, tecnologia e visione imprenditoriale sono questi gli ingredienti della 5ª edizione di Hack Your Talent, che a Ragusa ha coinvolto 130 studenti delle scuole superiori. 3 giorni in cui, tra formazione, intelligenza artificiale e visione di impresa, i giovani talenti divisi per gruppi si sono sfidati nella progettazione di sistemi tecnologici utili per il domani. Dalla salute mentale all'inclusione digitale, dalla sostenibilità industriale al monitoraggio costante della salute. Il nostro progetto è una maglietta con vari dispositivi collegati a essa. Questi sensori misurano i nostri parametri vitali e i parametri dell'ambiente che ci circonda e mandano tutti questi valori a un'applicazione che in caso di pericolo ci invia delle notifiche e in caso estremo può inviare una chiamata al pronto soccorso. Sul podio delle migliori idee, un cingolato intelligente, capace di esplorare acquedotti e fognature, mappare le infrastrutture e intervenire sulle perdite idriche. E ancora un videogioco inclusivo e un'app che racconta il territorio. Io e i miei compagni abbiamo pensato di ideare un videogioco davvero innovativo attraverso cui le nuove generazioni siano capaci di mettersi nei panni di chi quotidianamente convive
con dei limiti dovuti a disabilità o neurodivergenze. Noi abbiamo creato un'app per incentivare il turismo locale in modo originale e autentico, proponendo itinerari e consigli di viaggio creati da cittadini locali in modo da far trasmettere un senso di appartenenza. Idee complesse e articolate, sviluppate dai giovani di oggi e che raccontano molto del potenziale di questa generazione. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Catania a 2 giorni dal big match di Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta. Lunetta potrebbe giocare in attacco, mentre a Catania si lavora a Torre del Grifo. Marco Carli. Con l'aiuto dei tifosi per l'assalto alla capolista Benevento, il Catania potrà contare sul supporto del pubblico amico per provare a tenere aperta la corsa al primato. I rossazzurri sono rimasti in Campania dopo il pari con la Salernitana con una prestazione valida non condita dai gol. Nell'allenamento del martedì è tornato in gruppo Celli, si riaffaccia anche Ponsi, la sensazione è che il primo potrebbe essere a disposizione per la gara mentre l'esterno resta in bilico. Il terzetto di difesa di Salerno ha giocato un'ottima partita, Allegretto ha fatto molto bene da braccetto, possibile che venga riproposto insieme ai compagni che hanno giocato con lui all'Arechi. A centrocampo vive il ballottaggio fra Di Noia, bene anche lui a Salerno, e Di Tacchio. In attacco, l'ha detto anche Toscano, serve essere più concreti, soprattutto fuori casa, dove il Catania finora ha segnato solo 15 gol, subendone altrettanti. Potrebbe essere il momento di Lunetta con D'Ausilio e Jimenez alle spalle. Intanto a Catania si lavora per il futuro. Pelligra, per la prima volta da quando la società ne è proprietaria, a Torre del Grifo. Poi, da mercoledì sarà a Napoli prima di assistere al match di Benevento che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro. Nel centro sportivo uno dei lavori più importanti è quello legato a energia e elettricità e si pensa molto al rinnovabile per limitare i costi. Un Catania che vuole essere futuribile anche nelle scelte strategiche che riguardano la propria casa, mentre lontano da casa, al Vigorito, la squadra correrà per il sogno sportivo. Parliamo adesso di pallamano, grande festa al rientro dell'Albatro dopo la vittoria della Coppa Italia di pallamano a Riccione. I giocatori sono arrivati a Siracusa poco prima di mezzanotte di ieri e ad attenderli i tifosi con cori e fuochi d'artificio, una vittoria storica che riporta il titolo in città dopo 29 anni. Francesco Loi. All'arrivo il trofeo è bene in vista, per i campioni dell'Albatro è festa grande. La Coppa Italia di pallamano torna a Siracusa, l'ultima volta 29 anni fa, ma a vincerla era stata l'Ortigia. Per l'Albatro, che riporta il nome della città nell'albo d'oro, questa è una novità. Quanto accaduto al play-all di Riccione resterà sicuramente nella storia. Io credevo, la squadra credeva, la società lo stesso, perciò abbiamo avuto questa opportunità. Decisiva la vittoria contro il Trieste, 27-24 il finale. Ero all-in perché da 100-0 era un attimo e ci abbiamo messa tutta e è andata così. Ma l'Albatro sta facendo bene anche in campionato, in Serie A Gold, dove al momento occupa il terzo posto. Una squadra sempre sostenuta dai tifosi. Questo palazzetto è la nostra roccaforte, noi qui stiamo costruendo il nostro campionato, ci seguono in Coppa Italia, sono stati il nostro 8º uomo in campo, una parte della Coppa è grazie a loro. Ci fermiamo ancora per una pausa, a tra poco. Bene, ritorniamo in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora per questa edizione, dunque è tutto. Grazie per essere stati con noi da parte mia e dei tecnici della regia che hanno lavorato a questa edizione, un buon proseguimento di serata, arrivederci.